Scatman's World. Veneziano, Liverpool, Arsenal, andiamo subito ragazzi, l'obiettivo è uno solo, vincere per cercare di almeno battere una grande, visto che siamo di uno sfigato clamoroso, c'è tra pareggi, sconfitte, con rimonte. Vai, di mandarlo in campo nonostante alcune vai prestazioni ragazzi, non brillantissime. Markovic, cerchiamo di sfruttarla subito, Markovic, bravissimo Markovic, fuori, Balotelli entra in area, e c'è il gol di Gerrard, Steven G, Liverpool 1, Arsenal 0, Steven G, il capitano. Ho cercato il gol è proprio sicuro, me ne frego sinceramente del passaggio della merda, ma andiamo a vincere, cazzo. L'unica cosa che conta è vincere, non importa come, ma basta vincere. Bravissimo Ramirez che recupera palla e Ramirez vede Balo, vai di 1-2, Balo, 2-0 Liverpool in un minuto anche Balo. Momento positivo per la squadra che ne ha messi a segno 2 in pochi minuti. Difesa non incolpevole in questo caso, bellissimo. Esplode. Attenzione al cross. Buon intervento. No, che errore, gol dell'Arsenal, incredibile. Errore spaventoso. 2-1, stiamo attenti, non possiamo farci rimontare neanche adesso. Salvio. Occhio Fioi. No. Occhio alla botta e con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato, adesso è ancora in bilico. Incredibile, ennesima rimonta. Via, altri 2 punti, evviva. Beh ragazzi, con la partita contro l'Eister, guarda, siamo a perdere, cioè, sono incazzato nero perché prendere rimonte su rimonte non è tanto bello, Vai. Il Liverpool, squadra che oggi proverà a ottenere i 3 punti dopo aver rimediato soltanto un pareggio interno nell'ultimo match contro l'Arsenal. Vai Fioi, Sturridge incazzato, Sturridge e silenzio 1-0. Dopo un minuto, grande. C'è Balo che la dà indietro, Gerrard, che gol di Gerrard! 2-0. Ma non possiamo esultare troppo perché qua prendiamo gol anche sul 10-0, rischiamo. Guarda che gol di Gerrard di sinistro. Il tiro poteva rimbalzare sul palo e rientrare in campo. Bravo. Si è infilato in rete. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Concede una rimessa laterale agli avversari. Ramirez, Balotelli. E Balo ancora, Liverpool scatenato oggi, Balo. 3-0 Liverpool, manco male. Se fossi il loro allenatore a questo punto cercherei e penserei più a limitare i danni. Con questa rete aumenta ulteriormente i brividi. Sì. Pierluigi, un coro che regala ogni volta emozioni indescrivibili. E si vince, grande vittoria. Bisogna vincere. Devo ancora battere una grande comunque. Pareggio con Chelsea e Arsenal. In sconfitta con le 2 squadre di Manchester. Balotelli, cosa ha fatto qua Mario, ragazzi? Che ha fatto Mario? E vede Edoardino. E Balo la mette. Grande Marietto. E silenzio. Bravo Marietto. Quindi le 2 sconfitte con le squadre di Manchester e i pareggi con Arsenal e Chelsea. Con le grandi non c'è proprio il cubendone. Col Tottenham non mi ricordo cosa ho fatto, attenzione, però no, pensiamo alle parità di adesso. Fuori. Occhio ragazzi.
sotto sta neve infernale. Bravo Markovic, e Markovic se ne va, e Markovic se ne va, il Marco se ne va, il Marco fa tutto da solo, il Marco, un gol senza senso di Markovic, 2-0 Liverpool. Non ho parole ragazzi, do not parole. Devo continuare così adesso. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Occhio, Arfield, siamo sul 26 dicembre, partita di Santo Stefano. No, che cagata, vanno male. Mamma mia che gol che ho preso, non ci credo. Non me l'aspettavo proprio. Guarda che gol che ho preso. Pam! Un missile. Dormita anche mia sinceramente. Era un attimo distratto e tac, arriva il gol. Vabbè. Starrich. Occhio. Ah, Dio santo, da 2-0, 2-2 per l'ennesima volta, basta. Niente da fare. Beh. Altri 2 punti buttati via. Raga, sotto il comandante veneziano, neanche guardo la classifica. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.